Dio infedele che confinasti nella torre, il solo uomo che sapeva e voleva parlarti, sfidarti, abitare la sconfitta per incensare la propria Moira, per non tradirla. Dio infedele, isolato nella propria dispersione, egli alla fine della lotta ti fu fedele. E dove sto portando, pesante, tutto il mio starci, a una punta di matita che si spacca. Oggi siamo qui con Dani Antonello. Dani Antonello abita a Galliera Veneta, ha 23 anni ed è riuscito a realizzare da poco un suo grande sogno, la pubblicazione di una raccolta di sue poesie intitolata La spina dorsale. Allora Dani Antonello, io volevo chiederti innanzitutto qual è la ricetta ideale secondo te per la realizzazione del tuo sogno? Oddio, una ricetta ideale c'è sicuramente. Ed è innanzitutto scrivere le poesie, quello di pubblicarle è qualcosa che viene sicuramente dopo. Io queste poesie le ho scritte negli ultimi 2 anni, ovviamente non scrivo poesie solo da 2 anni, è una vocazione. Scrivere poesie, come ti ho detto, è qualcosa che ha a che vedere solo con te, poi le devi comunque pubblicare e farti conoscere al pubblico, quindi in ogni caso c'è una ricetta e questa ricetta ha a che vedere con le persone che conosci e le persone che ti possono aprire una strada in questo. Da solo non si fa assolutamente nulla, hai sempre bisogno degli altri. Questo libretto è stato pubblicato, è uscito un mese fa, La spina dorsale si chiama, è stato pubblicato dalle edizioni del Bradipo in Lugo di Romagna, che è vicino a Faenza, in provincia di Ravenna. Questa è la mia prima opera. Spero abbia fortuna, per ora ha già avuto un po' di risonanza. Quello della poesia è un ambiente molto stretto, quindi quando si vengono a conoscere quelle decine di persone essenziali, poi tutto il resto viene da sé. Il consiglio migliore che posso dare è comunque quello di leggere molto e scrivere molto. Molte persone scrivono poesie senza conoscere la poesia. Io dico, per qualsiasi persona che voglia scrivere poesie o comunque che voglia occuparsi di scrittura, di letteratura, essenziale è che leggano e leggano molto, soprattutto poesia contemporanea. È importante che una persona prima di dichiararsi poeta scriva e scriva tanto, butti via tanto, entri costantemente in crisi e non apprezzi mai quello che scrive, perché sono dell'idea che solo cercando sempre di fare del meglio si può arrivare a un risultato buono, perché la poesia è una carta e una penna in fin dei conti, quindi è la cosa più semplice da realizzare. Dopo la poesia buona, appunto perché è così facile da ottenere una poesia, la poesia buona quindi è ancora più difficile da raggiungere come risultato. Quali sono le tue ambizioni? Beh, l'ambizione maggiore è continuare a scrivere ed è l'unico motivo per cui ho pubblicato questo libro, è che la mia vita voglio sia una vita comunque di scrittura. Di conseguenza quello che farò ora sarà partecipare a qualche premio letterario, sarà spedire il mio libro a quelli che sono i maggiori rappresentanti della poesia italiana contemporanea. Appunto la mia ambizione maggiore è comunque avere il tempo, lo spazio di poter portare avanti questo, come lo chiami tu, sogno. E noi ci vediamo la settimana prossima, ciao!